Ben ritrovati a tutti, appuntamento quotidiano qui dalla Bottega Gollini con Di Arte, questo programma culturale che è dedicato all'arte, alla scoperta degli artisti. Questa settimana abbiamo già avuto modo di conoscere un artista molto importante per quanto riguarda la contemporaneità, non soltanto da un punto di vista territoriale italiano, ma veramente spopolato anche con importanti mostre a New York e comunque all'estero. Lui è un livornese doc, quindi ci ha raggiunto qui a Imola proprio per questo appuntamento. Lui è Luca Bellandi. Ben trovato Luca. Ciao. Benvenuto insomma nel nostro spazio quotidiano. Grazie anzi a te per essere intervenuto anche oggi per raccontarci insomma, come sai, con questa panoramica settimanale degli artisti, quindi raccontiamo sempre della tua vita, delle tue opere e cosa si racchiude un pochino dietro questa voglia di fare arte, no? Abbiamo raccontato che tu sei laureato all'Accademia di Belle Arti di Firenze e quindi hai fatto un percorso culturale ben mirato e proprio di formazione ben precisa su quanto riguarda il mondo dell'arte. Hai iniziato a fare arte a tempo pieno, a tutto tondo, solo dal 1997, dove ti sei dedicato ad hoc a questo mondo che era comunque la tua vena, no? La tua ispirazione. Prima la vita ti aveva portato in tanti altri percorsi che però non ti appartenevano, no? Erano comunque un'alternativa al vivere, no? Quotidiano, obbligato dalle situazioni dell'esistenza umane, esatto, ma non era chiaramente quello che tu aspiravi a fare. Quando hai iniziato invece a lavorare a tempo pieno, lavorare, se vogliamo usarlo come termine tecnico, però comunque a operare nell'arte e quant'altro, dal 1997, ecco lì ti si è aperto un mondo a nostro dire meraviglioso, perché dopo abbiamo avuto l'opportunità di vedere le tue opere realizzate, sono stupende, quindi dietro qui dalla Bottega Gollini abbiamo modo di vedere alcune opere qui realizzate da Luca Bellandi. Io le trovo di colori veramente intriganti, misteriosi, molto molto belli. E dicevamo, hai iniziato a lavorare a tempo pieno nell'arte, ti hanno portato in giro per il mondo con tante mostre, tante iniziative culturali, tante date importanti. Ricordavamo proprio ieri l'episodio e l'evento legato all'Art Expo di New York, piuttosto che alla Fondazione Michetti a Villafranca, che è un appuntamento molto importante per gli artisti, piuttosto che a Macerata agli Antichi Forni, poi Milano, Bologna e anche all'estero. Colonia, esatto. Parigi, ecco, quindi un bel percorso che insomma in questo periodo ti sta portando in giro per il mondo a presentare queste opere. Opere che sono però un po' il carattere che ti appartiene da un punto di vista proprio di formazione umanistica, no? E tu hai voluto rintracciare quello che è una tua base, no? Vogliamo spiegare cosa significa, ecco. Fa tutto un po' parte di quello che sono, comunque mi rappresentano in pieno, il fatto di rappresentare degli spazi, dei colori, delle sabbie, rappresenta un po' quello che vivo io e dove vivo io, è un'appartenenza al mio luogo di nascita. Ci sono dei quadri che raccontano la costa etrusca, dove si avverte il mare anche se non si vede, comunque la colorazione è quella che ricorda la fascia tirrenica. E in particolar modo, se le telecamere riescono a inquadrare, abbiamo proprio questo ciclo che è un ciclo realizzato in piccolo formato, cosa un po' di nicchia per il tuo modo di operare, ma dove evince in realtà quelli che sono i colori, no? I colori e la tematica. La tematica, qui si ritorna al discorso forte dell'appartenenza al territorio. Appartenenza al territorio, questi sono quadri surreali dove ci sono queste figure, l'uomo cavallo, la donna cavallo, molto simboliche, che anche queste vagano in paesaggi definiti da dei contorni. Questi sono dei tramonti, dei notturni caratteristici delle zone della Maremma, per esempio. Anche se qualcuno magari tenterà a riconoscerli, ve lo garantisco, perché sono reali. Esatto. Li ho vissuti e sono estremamente romantici, mi risento molto in
in questo tipo di sensazioni. E sono felice di questi quadri perché rappresentano a tutt'oggi le sensazioni che io ho avuto e che ho ogni volta che mi trovo a passare da questi posti che fanno parte di me. Questo fa parte della mia tradizione, della mia formazione, e ogni volta che riesco a manifestarli in una maniera che per me è giusta, ho raggiunto l'obiettivo. L'obiettivo, tanto Sì. è vero che un modo tuo di operare è proprio quello di, grazie al tuo bagaglio culturale, umanistico, raccogliere informazioni legate al passato, alla cultura, Sì, sì. ed è un certo modo di affrontare l'arte. Qui invece è più estemporaneo, più di sentimento, più di poesia, se vogliamo Più di poesia, dire. più ispirato anche da questioni letterarie, se si può dire, Sì. da letture che ti portano in altri territori, in altri tipi di sensazioni, più poetiche forse anche, meno esplicite. Qui ci sono delle figure che magari si stenta anche a comprendere. Una volta però codificate Hanno un loro significato, hanno un luogo dove riescono a vivere e a raccontare. E queste spiegano veramente bene il significato di quando si dice che l'arte è poesia, Sì, l'arte sì. ti fa veramente sognare, perché in questo caso particolare hanno Sì. questa forza dentro di trasmettere questa energia, Sì, no? qui si va al di là dell'aspetto estetico, decorativo, qui l'importante è trasmettere una sensazione agli altri e anche prima di tutto a se stessi, come una sorta di appunti su un diario, Sì. per ricordarsela, perché avvertire delle sensazioni ci vuole una predisposizione che il più delle volte non c'è, anch'io sono distratto. Quando mi capita però di viverla in maniera intensa, come è successo per questi quadri qui, mi piace fermarla per potermela riguardare e ricordare. E in particolar modo sono momenti, parentesi del tuo vissuto personale che in una situazione che potrebbe sembrare quasi cupa, buia, dettata da colori, se conosci in realtà la zona, l'ambiente, automaticamente il quadro cambia significato, cambia la poesia. Sì. Riguardo a Sì. questi quadri. Ero di ritorno da una mostra di Sandro Chia a Capalbio, estate di 3-4 anni fa, 4 anni fa forse. C'è questa mostra, bella mostra, complimenti Chia, mi piace molto a me Chia. Torno indietro, in piena notte, sbaglio una strada e mi ritrovo in un paesaggio bellissimo, bellissimo per me. Una strada, piccola strada in mezzo ai campi, dove c'erano solo paddock con dei cavalli, il rumore del mare in lontananza, non è una poesia, non voglio fare però era così, con un cielo forte, Plumbeo, sì, no? una bella luna, tra il romantico e il minaccioso. Scendo dalla macchina, mi fermo perché è un paesaggio estremamente bello e mi rendo conto che è bellissimo per me e rassicurante perché conosco il posto e non mi può spaventare niente. E penso anche, magari una persona che non è di queste parti, magari non può, come dire, apprezzare quello che può darti un paesaggio del genere, non con l'aspetto minaccioso, con la forza. Siccome quella è una zona di forza, di vento, di mare, di sabbia, di terra, ho sentito proprio, complice magari con qualche bicchiere in più di vino, questa forte appartenenza che mi perseguita da una vita, fin da quando ero piccolo, rimango molto legato ai miei luoghi di formazione. E ce ne sono altri che non vi dirò perché sennò i prossimi quadri non saranno una vita. Non avranno esatto quel che di misterioso che poi ti caratterizza. E comunque sì, tutti questi richiami che poi a ben guardare tu un rimando lo mandi sempre, lo lanci sempre, cioè il cipresso toscano, i cavalli, quelli selvaggi della zona della Maremma, esatto. Quando meno te lo aspetti. Questi bei cavalli, esatto, e sicuramente credo che lancino un messaggio molto pieno di energia, quello sicuramente, di emozione, esatto. L'intento perlomeno è quello, di risvegliare a volte l'osservatore, di fargli vedere qualcosa sotto un altro aspetto. Dicevamo prima che tu sei livornese, DOC, quindi toscano, e Livorno come città
È una città molto energetica da un punto di vista artistico, è sempre in continua evoluzione, carica di idee. Ho avuto proprio modo di apprezzare tante iniziative che vengono realizzate annualmente con tematiche sempre create ad hoc, proprio per rilanciare quello che dovrebbe essere una parte importante che ogni città dovrebbe avere. In particolar modo so che sia nel 2011 che nel 2012 sia stata incaricata la realizzazione di installazioni particolari per eventi che vengono proprio realizzati nel quartiere Venezia, che è un quartiere molto bello, storico di Livorno, che è così chiamato proprio per questi bei palazzi storici, per la maggior parte settecenteschi, che esatto, si affacciano su questo canale, e tu in questo palazzo settecentesco che apparteneva a un mercante, no? Perché comunque Livorno è una città di grande tradizione, anche di porto di mare, esatto, di poeti, è capostelliana come città. Sì, è vero, è vero. E che lì hai operato, insomma, per realizzare queste installazioni, ultima proprio quella di quest'estate, no? Fine luglio, inizio agosto 2012, con un tema, no? Quello di Dedalo, Minosse. Insomma, vuoi spiegarci un po' la tua appartenenza? Praticamente questa è una festa che viene fatta ogni anno in questo quartiere a Livorno e ha un tema. Quest'anno era la Grecia. E mi è stato chiesto di allestire un'installazione in questo spazio bellissimo, perché è una chiostra del Settecento in un palazzo stupendo. Io avevo già fatto una cosa l'anno scorso e lì avevo individuato Dedalo, l'artista di corti di Minosse, come il responsabile del Minotauro, della leggenda del Minotauro, perché poi Dedalo è stato quello che ha combinato tutto praticamente, quello che ha realizzato il filo che Arianna aveva ideato, i vari labirinti, ha fatto tutto lui. E lì mi sono immaginato questo labirinto fatto con una cima che si arrampicava su questa chiostra per 3 piani, che non aveva né un inizio né una fine, proprio a giustificare queste contraddizioni del genere umano, che in quel caso lì creano il mostro per poi sopprimerlo, un po' la metafora della vita. Ed il contrappasso un po' che il nostro genere umano si crea. E comunque che indicava una via verso l'alto, che poi è quella che trova Dedalo per sfuggire a Minosse, perché pensa di volare, perché l'unica maniera, perciò c'era tutta questa combinazione di cose, e lì ho presentato un dipinto di 3 metri per 2 con questo muso del Minotauro, arrabbiato nei nostri confronti e molto infastidito. Anche perché il Minotauro, capirai, si è trovato in una situazione che con i suoi simili lo sbeffeggiavano, di là lo odiavano, perciò non è che fosse una bella situazione. È stato bello lavorare sullo spazio, pur mantenendo un aspetto pittorico. È stato molto bello e lì mi sono sbizzarrito, perché lavorare su grandi formati è una sfida anche, molte volte, proprio perché è una sfida, ma è di grande soddisfazione, ti dà il massimo della soddisfazione quando lavori sul grande, perché hai modo di, per chi lavora come me a livello fondamentalmente anche gestuale, perché è un gesto quello che hai, che ti fa dipingere. Nel grande formato c'è l'estensione, c'è l'esaltazione di questo gesto, è il massimo. Infatti giustifica proprio il tuo modo di fare arte sempre in grandi formati, se non qualche episodio dove effettivamente anche tu utilizzi, a seconda poi del tema trattato, piccoli formati, ma sostanzialmente hai sempre queste opere anche 2x2, insomma, se non addirittura più ampie. Ecco. Grandi formati. Proprio l'effetto, no? E torniamo a quel discorso epifanico che ti aveva proprio... poi il quadro ti arriva addosso, è modo di trattarlo, non tanto nei particolari, ma proprio come forza, come gestualità, come pennellata. Quello è importante perché il linguaggio si rafforza, diventa più energico. Questo proprio ti caratterizza anche un po' come carattere. Dipende anche è comunque tutto esaltato. Comunque l'energia, l'immediatezza e la potenza del quadro che deve arrivare in modo quasi irrompere dentro di noi e lanciare un messaggio ben
ben delineato, chiaro. insomma, ben chiaro, esatto. E non sempre l'energia è data da gesti troppo frenetici, a volte l'energia è data anche dalla sinuosità delle cose. Bravo. Questo aspetto lo affronteremo meglio domani, dove indagheremo anche alcune altre opere che abbiamo qui da parte, sì, in modo che riusciremo anche ad analizzarle. Noi ci vediamo domani per l'ultimo appuntamento con Luca Bellandi alla scoperta della sua arte e del suo mondo, in questo caso livornese. Ci vediamo domani, Grazie. buona giornata.